Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato dal centro islamico Darus Salam, con il quale veniva impugnato il provvedimento del comune che disponeva l'acquisizione per legge dell'immobile sito in via Duca d'Aosta 28 a Monfalcone. Il ricorso era stato presentato dal centro islamico guidato da Buconate tramite il legale La Torraca dopo la notifica del verbale conseguente all'accertata inottemperanza all'ordine di ripristino della destinazione in uso del fabbricato. Tale violazione ha determinato, come previsto dalla legge regionale, l'acquisizione dell'immobile da parte del comune. L'udienza si è tenuta il 15 luglio a Trieste, dove l'avvocato del comune Teresa Bigliani ha difeso le ragioni dell'ente. In quella sede i giudici amministrativi hanno ritenuto la causa matura per la decisione nel merito, respingendo in toto le argomentazioni del centro islamico e riconoscendo la legittimità dell'azione del comune. L'immobile è ora a tutti gli effetti di proprietà comunale. Perché oggi sono un esempio in Italia, cioè la questione non è solamente il comune di Monfalcone. Oggi mi scrivono da tutta Italia cittadini e amministratori dicendo come avete fatto, perché la questione delle irregolarità dei centri islamici è diffusissima, lo è a Trieste, lo è a Udine, lo è a Padova, lo è ovunque, lo è a Roma, a Centocelle, quindi il TAR ieri ha emesso la sentenza confermando che abbiamo agito bene, quindi il comune ha intavolato un bene che è stato sottratto come sanzione al centro islamico ed è oggi, diciamo, di proprietà del patrimonio comunale e quindi di tutta la comunità monfalconese.